Chiederei a Claudio Bizzozero, che è già stato presentato come il candidato sindaco di Verso Nord, di portarci il suo saluto. Vai Claudio. Ammazzo subito e questo denota l'abilità di intervenire. Ecco, ti chiedo di restare Sì, tu sai che io sto sempre nei tempi, quando me ne dai 10 me ne prendo 30, quindi questa volta, se no poi c'è Gianluca che mi tira le orecchie, cercherò di stare in quanti minuti? No, perché noi Brianzoli leghiamo tutto al dito, siamo peggio dei piemontesi. In che tempi devo stare, Diego? 7 minuti. 7 minuti. Pochissimo, non ci riuscirò. Così lo dico subito, comincio ad essere breve, poi non lo sono. Non starò nei 7 minuti. Io sono qui da candidato sindaco di Cantù, cioè da Brianzolo. Molto contento di essere qui e molto contento di essere Brianzolo. Molto contento di essere qui perché siamo a Bergamo. E molto contento di essere Brianzolo perché noi Brianzoli siamo convinti di stare al centro del mondo e quindi tutto il resto ruota intorno. E da Brianzolo ci piace parlare molto chiaro, in genere. Noi facciamo impresa nel nostro territorio, come sapete, forse è la zona del mondo con maggiori concentrazioni di piccole e medie imprese. È quello che sappiamo fare meglio. Anzi, due cose sappiamo fare bene. La prima è questa, lavorare. Ma parlo in una terra in cui lavoreste molto bravi perché siamo a Bergamo. Noi in Brianza siamo bravi a lavorare. E per lavorare bene, per fare impresa, bisogna saper fare una seconda cosa, fare di conto. Allora con voi due cose vorrei fare riallacciandomi all'intervento di Giuseppe Bortolussi. Fare due conti. Però prima di far questo devo anche dire che c'è un'altra terza caratteristica, che non so se è di tutti i brianzoli, di molti, certamente è mia, è quella di parlare e dire le cose che uno pensa a prescindere dalle conseguenze, senza porsi problemi, peli sulla lingua, cose così. Allora lo faccio anche qua. E lo faccio facendo riferimento all'intervento che mi ha preceduto del rappresentante di Italia Futura. Sarà che, come lui ha detto, è per metà veneto, se ho capito bene, per metà toscano. Sarà per questo, non lo so. Sarà forse invece perché, per dirla in dialetto brianzolo, in subrico, è un paesan, no? Agricoltore, se ho capito bene, perciò è un paesan. Sarà per l'una o per l'altra cosa, fatto sta che è la prima volta che in un incontro di Verso Nord io finalmente sento uno di Italia Futura che mi piace. Era ora, perché se ci mandate qua da noi quelli che sono troppo romani, troppo filosofi e poco paesan, non va bene. Perché noi siamo di Verso Nord, giusto? Marisa, ho ragione? Allora diciamole queste cose qua. Chiusa la parentesi di Italia Futura e quindi benvenuto, siete al nord. Detto questo, due conti. Parto dal mio comune, io sono candidato sindaco a Cantù, ci danno, non c'è ferro qua, tocco il resto per vincenti. E allora gli uffici sono molto disponibili, no? Non li chiamo neppure io, mi chiamano gli uffici e mi dicono guardi Bizzozero che se ha bisogno di qualcosa a disposizione, in un attimo e le diciamo tutto quello che serve. Non mi frega niente, una cosa mi serve, e mi serve dal dirigente del settore tributi. Mi serve di sapere quanto noi canturini pagheremo con l'IMU da giugno, forse non ce la fanno, sapete che a giugno non ce la faremo, non si sa come calcolarla sta roba qua, allora probabilmente pagheremo in unica rata tutta a dicembre, a giugno si salta, ce l'ha buona, non ce l'ha buona, la paghiamo dopo magari pure con gli interessi. Fatemi sapere sta roba qua, mi serve solo questo per la campagna elettorale, ed è di questo che vorrei parlare con voi. Noi canturini abbiamo pagato fino al 31 dicembre 2006, credo fosse, di ICI, no, 6, prima che togliesse l'ICI prima casa Berlusconi. Cos'era 2006? 2007. No, l'ICI prima casa l'ha tolta Berlusconi, 2007. L'ICI prima casa, prima che il governo Berlusconi togliesse l'ICI prima casa, noi pagavamo circa 10 milioni di euro, 10,5. Poi è arrivato Berlusconi, aveva promesso in campagna elettorale, l'ha mantenuto dopo, abbiamo visto come, ma vabbè, questo lasciamo perdere. Abbiamo cominciato a pagarne 8 di milioni di euro. Tutto quello che non è prima casa, i cantonini pagano, come tutti noi, insomma, 8 milioni di euro. Adesso arriva Monti e arriva l'IMU. Allora ho detto, fatemi due conti, fatemi capire che cosa succede. Risposta. Gli 8 milioni che abbiamo pagato fino al 31 dicembre 2011, continueremo ovviamente a pagarli. Riprenderemo a pagare i 2 milioni e mezzo circa che dal 2007 al 31 dicembre 2011 arrivavano dallo Stato, no? Perché sapete, Berlusconi ha tolto la prima casa e non la pagate più, non le togliete più dalle tasche dei canturini, ve li mandiamo da Roma, ricominceremo a pagare quello, quindi i canturini intanto cominciano a pagare 2 milioni e mezzo in più rispetto al 31 dicembre, allo scorso anno, e però in più ci sono altri 8 milioni di euro.
che sono l'aggiunta IMU, che il comune incassa e manda a Roma. Questi sono i dati relativi al mio comune. Dati A. Dati B. Giuseppe Bortolussi ha fatto un'analisi come sempre impeccabile, alla quale io voglio aggiungere 2 dati. Il primo è ormai assodato, calcolato. I costi della politica in questo paese vanno da 20, a seconda delle indagini, non è preciso, però insomma, o dai 20, qualcuno dice 23, qualcuno dice 25 miliardi di euro. Stiamo a metà, in medio stat virtus diciamo 24. La spesa pubblica di cui prima si parlava invece ammonta, questi sono dati questi indiscutibili, 800 miliardi di euro all'anno. Ed è la più alta d'Europa, più alta se proporzionata in particolare alla qualità dei servizi che sono i peggiori d'Europa, più alta se commisurata in percentuale al livello, all'ammontare del PIL. Bene. Allora noi che siamo brianzoli, che facciamo di conto, ci siamo detti, dicono le indagini, le ricerche, Bortolussi e altri, che i costi della politica sono assolutamente spropositati. Diciamo di ridurre del 50%, ci sta, se paragonato al resto d'Europa ci sta. La proposta che abbiamo fatto più o meno va in quella, come verso no, va in quella direzione lì. Vuol dire che risparmia allo Stato, portiamo a casa 12 miliardi di euro se stiamo sul 24, no? Di costo medio, 23, 25, 24, 12 miliardi di euro risparmiati. La spesa pubblica è spropositata, diciamo di non tagliarla del 50%, vogliamo dire 11%, il minimo sindacale, 11%, vuol dire che portiamo a casa 88 miliardi di euro, che aggiunti ai 12 che recuperiamo di là fanno 100 miliardi di euro, così mi torna facile anche fare il conto. A Cantù siamo 39.000 abitanti, cioè lo 0,65% della popolazione della Repubblica Italiana. Allora noi diciamo, invece di darci l'IMU, voi ci date lo 0,65% di quello che ci spetta di questi 100 miliardi, vuol dire 65 milioni di euro, che vengono a Cantù. Lo 0,65 per 1000. No, 0,65 sì, lo 0,65 per 1000, cioè 65 milioni. Cosa ho detto per 100? Anche noi brianzoli a far di conto talvolta sbagliamo, ma in questi casi sei indotto a sbagliare perché preferisci tenerti di più, ma non si può. Lo 0,65 per 1000, cioè 65 milioni di euro sui 100 miliardi risparmiati. Tu Stato dacci questa roba qua, che è nostro diritto averla. Questa roba la portiamo a casa da risparmi doverosi, moralmente doverosi, necessari, di quella roba lì che non sta in piedi. Il bilancio del Comune di Cantù è di 40 milioni di euro, vuol dire che noi lo più che raddoppiamo. Facciamo 2 bilanci e mezzo. Dei 40 che abbiamo arriviamo a 105. Dopodiché te ne andiamo indietro 8. Ma va, te ne andiamo 10 indietro. Riprenditeli. Ma voi avete idea di che cosa potremmo fare noi a Cantù se un bilancio risicato di 40 milioni di euro diventa di 105 e poi gliene diamo 10 di 95? Ma noi Cantù la cambiamo da così a così. Ed è accettabile che in una situazione come questa io debba passare un po' perché sono consigliere comunale e ritocchiamoci, possibile sindaco alle prossime elezioni, un po' per questo, un po' perché per professione mi occupo di contrattualistica, io devo passare le giornate a tranquillizzare le persone, guardate, non quelli che evadono le tasse, le persone che sono venute da me a fare un mutuo negli ultimi 5, 10, 15 anni e che adesso magari si trovano ad essere non più dipendenti di un'azienda per la quale erano dipendenti quando il mutuo l'hanno acceso e non lo sono più perché quell'azienda è fallita. Nell'ultimo anno e mezzo 2 grosse imprese canturine, grosse, botta di 100 più o meno dipendenti, giù di lì, per ciascuna hanno chiuso, concordato l'uno e fallimento l'altra. E altre sono in cassa integrazione. Allora è possibile che a fronte di dati come questi, dati A, dati B, io debba passare le giornate a tranquillizzare le persone, che sono persone molto semplici, che hanno un mutuo ancora davanti a sé da pagare per 5, 10, 15, 20 anni, e tranquillizzarla da consigliere comunale prima che da professionista perché mi dicono guarda, la situazione è questa, mia moglie era part-time e il part-time non ce l'ha più perché sono i primi a saltare. Io sono in cassa integrazione quando va bene perché in altri casi non ce l'ho proprio più il lavoro perché quelli sono falliti. L'energia elettrica aumenta, il gas anche, siamo qua. Io devo piangere, devo cercare di discutere con la banca per vedere se mi allunga un po' i termini del mutuo
E adesso non dormo più perché non so ancora, gli uffici non me lo sanno dire perché non sanno come calcolarla quanto pagherò di IMU. È possibile che debba funzionare così la roba? Secondo me non è possibile. Allora perché noi siamo in verso nord? Perché io ci sto convintamente in verso nord dal 23 luglio del 2010. Perché io spero che verso nord, e sono sicuro che verso nord questo farà, di questo si occuperà. Di questo si occuperà. Non di quali tasse togliere e quali tasse mettere, ma di come fare per evitare che quel colabrodo di cui parlava Beppi Bortolussi, dentro cui tu puoi mettere 100 tasse nuove, ma se ogni volta che tu metti, se io ho un colabrodo ed è pieno d'acqua, è pieno di buchi, si svuota, può non svuotarsi. Se io butto tanta acqua quanta ne esce, quello resta sempre pieno, però esce. Allora verso nord che cosa deve fare? Deve mettere mano al colabrodo. Il nostro compito è mettere mano al colabrodo, toppare i buchi, non inventarsi qualcosa d'altro per mettere altra acqua in una roba che perde acqua. Dobbiamo toppare quei buchi lì. Per questo noi stiamo in verso nord. E come fare questo? Allora aggiungo l'aggiunta che diamo noi, ma non soltanto noi, io parlo da Brianzolo. Enrico Dioli che sta lì davanti parla da Valtellinese, no? Noi che cosa vogliamo mettere come aggiunta? E altri amici che sono qua. Mettiamo l'aggiunta dell'autonomia. Sono contentissimo, adesso non lo vedo, è là seduto, qui ci sono molte luci, sono contentissimo che ci sia Lorenzo Dell'Ai quest'oggi qui con noi, l'abbiamo ospitato recentemente a Cantù. Allora voglio usare un concetto sul quale Lorenzo ha insistito molto in quella serata da noi a Cantù, ed è il concetto di Repubblica delle Autonomie. Repubblica delle Autonomie. Mettere mano al colabrodo vuol dire fare delle riforme strutturali. Questa è la riforma, l'aggiunta riformista che vogliono mettere i territori come il nostro, dentro una prospettiva riformista, che è la prospettiva di verso nord, è l'aggiunta autonomista. L'obiettivo è il buon uso delle risorse. Bene, il buon uso delle risorse non lo si ottiene mettendo la persona giusta al comando della nave. Il buon uso delle risorse lo si ottiene cambiando la struttura della nave, una nave che consuma meno. È una struttura da cambiare in questo paese. Oggi è una struttura, bisogna darle una nuova struttura di tipo autonomista. Sono nei tempi? Se finisci adesso sì. Allora finisco. Avevo altre cose ma finisco qua. Finisco con una considerazione invece un po' più strategica politica, che è questa. Noi siamo dentro verso nord per tutti questi motivi. Però come deve essere verso nord? Mi consentirai, Enrico, di rubarti un'immagine, un'espressione che tu usi spesso. Alleati con chiunque, tu dici, io dico con chiunque fino a un certo punto, diciamo, disponibili ad allearci con molti, via, non con tutti, ma con molti, per governare questo paese, per governare la transizione. Il 2013 diceva bene prima chi mi ha preceduto, è una data decisiva. Disponibili ad allearci con tutti, ma incorporati e sudditi di nessuno. Con la nostra identità forte, che è l'identità che vedete qui, questa qui. Noi siamo quella roba qui. Dicevo in un'altra occasione che io dalla mia città, dal mio paese dove vivo, quando guardo a nord vedo la Svizzera prima della Germania. La nostra identità è quella roba qua. Forti della nostra identità, disponibili ad allearci, a sostenere chiunque sia disponibile a condividere questa prospettiva, ma con la nostra autonomia. A me l'espressione Lega di Monti non mi fa schifo affatto. Anzi, mettiamo dei distinguo. C'è la Lega dei cialtroni, che è la Lega del cialtrone, e c'è la Lega delle persone serie, che vogliono fare le cose per bene, che sono abituati a rimboccarsi le maniche a lavorare, non a predicare. Non si ricorda a memoria d'uomo che ci sia un Brianzolo filosofo, ma tanti imprenditori. C'è la Lega delle persone serie, che sono contenti di fare i leghisti di altre persone serie. Quindi la Lega di Monti va benissimo. Grazie.